Mercato della Fiera, il Luna Park di Treviso si trasforma nel ritrovo della protesta del mondo degli spettacoli viaggianti, giostre, chioschi, fermo da 1 anno e 3 mesi con ristori irrisori. Il 1° luglio è troppo tardi, il coprifuoco dà dei vincoli troppo grandi e i sostegni che sono arrivati sono troppo pochi, purtroppo, perché le nostre attività hanno dei costi di mantenimento molto alti, sono quasi tutte a conduzione familiare e quindi siamo veramente ridotti allo stremo. Se noi montiamo la giostra, se non fanno la sagra, pazienza, ma manco ci siano il permesso di montare le giostre, almeno quelle. Da qui la decisione di rallentare il traffico tra il trevigiano e il veneziano, viaggiando a passo d'uomo con camion e cartelli per sensibilizzare cittadini e istituzioni. Cercare di farci vedere in maniera che si ricordino che dobbiamo lavorare. Dispiace per la cittadinanza che purtroppo sarà coinvolta nella nostra dimostrazione, però a questo punto dobbiamo anche farci sentire su questo. Prima che il corteo parta arriva Mario Conte in veste di sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto. L'impegno che io mi prendo qui oggi è quello di, come ANCI, scrivere anche al governo e scriverò anche ai parlamentari di chiedere di anticipare quello che è la riapertura dei Luna Park e degli spettacoli viaggianti. E dopodiché chiederò ai sindaci, partendo da Treviso, di cominciare a programmare quelle che sono le iniziative legate ai Luna Park. Treviso che farà la propria parte con le fiere di San Luca il prossimo ottobre. Non dureranno 2 ma 3 settimane per ridare ossigeno al settore ed evitare probabilmente serate troppo affollate. Poi il corteo parte lento, sfila davanti alle case. Bravi, hanno ragione, devono lavorare! Dalla tangenziale raggiunge la Postumia fino a Olmi, poi la Treviso Mare e ancora la tangenziale, obiettivo il Terraglio. Si formano lunghe code, intervengono carabinieri, polizia, vigili urbani, il disagio è evidente, ma altrettanto lo è la solidarietà di chi è al volante e si unisce con un colpo di clacson al grido d'aiuto dell'ennesima categoria che chiede solamente di poter lavorare.